l'ospite. Vicino alla Boldrini del Friuli Venezia Giulia. No, prima di andare con l'ospite. Scusi, è il Presidente del Parlamento friulano, sì o no? Io sono stato eletto contrariamente a lei. Beh, anche lei è stata eletta, dai. No, da gente che non è stata eletta, è stata eletta. Però è la sua omologa nazionale, insomma. Per l'amor di Dio. Vabbè. Prego. Ci segnalano dei rallentamenti sino a 60 minuti sulla linea ferroviaria Venezia-Milano e Bologna-Verona. Il motivo è attorno alle 16 appunto di oggi pomeriggio è divampato un incendio che ha riguardato un locale adibito appunto a una stazione di Verona al controllo delle apparecchiature elettroniche di comando. Sul posto i vigili del fuoco i tecnici di RFI, quindi sapete appunto il perché ci sono insomma questi ritardi fino a un'ora a causa di un incidente appunto scoppiato all'altezza della stazione ferroviaria di Verona. Andiamo con l'ospite, con Gianni Sartor, che è il presidente del Parlamento friulano. Ha letto la domanda del nostro direttore, quella di prima. Gli italiani stanno ancora bene, accogliamo allora e aiutiamo chi soffre. Non solo gli italiani veramente. non stanno bene, ma quello che mi preoccupa di più è che ci sono sempre più friulani che stanno malissimo. E in effetti noi ci siamo sentiti ultimamente, abbiamo avuto parecchie richieste di gente in difficoltà. In particolare questa sera volevo parlare di un caso che mi ha autorizzato a fare il suo nome, proprio di questa signora Lara Cantier che vive a San Giovanni nella Tigone, la quale ha chiesto dei contributi perché non riusciva ad andare avanti, separata, situazione che è abbastanza frequente, non riusciva a due figli, ha fatto la domanda in regione, gliel'hanno accordata e poi gli hanno detto che non c'erano soldi, si è rivolta ai servizi sociali, si è rivolta a tutti, questa qui ha problemi di spesa, ha problemi di affitto della casa e quindi noi a questo punto abbiamo pensato anche, siccome sono state più di una le richieste, abbiamo pensato di discutere e di ritarare un po' i nostri programmi, cioè ad esempio magari accantonare l'acquisto del sito .fur che magari non è prioritario e magari aprire un conto corrente per cercare di aiutare le persone in difficoltà. Chiaramente valuteremo caso per caso, non consegneremo soldi in mano, ma se uno ha bisogno della spesa andremo a fargli la spesa, magari gli salderemo qualche bolletta e quindi chiediamo il contributo di tutti per rimpinguare questo conto corrente, perché io ritengo che sia essenziale operare in questo campo in questo momento di estrema difficoltà e sinceramente spendere 40 euro al giorno per dei clandestini, perché di questo si tratta, il 10% vengono riconosciuti come, come rifugiati, mi sembra una cosa scandalosa. Trovo scandaloso anche tutti gli investimenti e le ruberie che hanno fatto per l'Expo, perché sicuramente io non ci andrò. Ecco Presidente, i casi sono tanti, come farete a vagliarne uno per uno le richieste di aiuto? Vaglieremo appunto la veridicità, perché chiaramente non vogliamo favorire nessuno che tenta di approfittarsi di questa opportunità che cerchiamo di dare. Tutto qui. Grazie quindi a Gianni Sartor, Presidente del Parlamento friulano. Parliamo di pianificazione.